Giuseppe Di Rosa, continuano le sue critiche fortissime verso la gestione AICA, parlando sempre di un fallimento. Ecco, non crede di essere magari troppo pessimista in merito? Assolutamente no, nel mese di giugno avremo purtroppo la brutta notizia che AICA sarà implosa. È una legge nazionale che lo impone, non sono riusciti a fare un unico ambito e di conseguenza non riuscirà a partire neppure l'appalto per le condotte idriche ad Agrigento. C'è da dire che purtroppo ad Agrigento, ma in tantissimi altri paesi, il disservizio ormai è palese. Ad Agrigento ci sono quartieri che non ricevono l'acqua da 21 giorni, neppure con le autobotti, che è un obbligo di legge, mentre poi la gente deve comprare le autobotti dai privati che, attenzione, non sappiamo da dove attingono l'acqua. Da sabato prossimo 5 inizieremo una raccolta firme per una denuncia popolare, lo inizieremo a fare come Codacons e si aggregheranno altre associazioni a Porta di Ponte per 4 sabato di seguito, ma probabilmente le domeniche ci sposteremo tra Canicattì, Favara e, perché no, altri comuni. La raccolta delle firme, con quale sarà l'obiettivo, lo scopo di questa raccolta che farete e dove inizierete qui ad Agrigento giorno 5? Come ho detto, inizieremo a Porta di Ponte sabato dalle 10 alle 13. Siamo in attesa già del permesso, abbiamo già notificato il tutto alla questura, il Comune ci dovrebbe rilasciare il permesso entro le prossime 48 ore. Inizieremo a Porta di Ponte per 4 sabato di seguito dalle 10 alle 13 e attenzione, lo scopo è quello, sarà presentata alla Procura della Repubblica una denuncia popolare. Siamo stanchi, la gente è stanca, si rischia una sommossa. Chiederemo l'intervento, nella stessa nota l'abbiamo citato, al Presidente della Regione Musumeci e stiamo in itinere, abbiamo altre iniziative forti che portino a una soluzione della situazione.